La sanguinano tutta tu, non andiamo a mangiare? No, no! Guarda Angelino com'è magro, guarda Angelino com'è magro! Dai, vai. Questa qui è un'imbriulata o umbriulata. La iniziale si può omettere. Guarda che bella rosellina spiraliforme. Oggi è venerdì 11 agosto e mi trovo a Milena, un paese della provincia di Caltanissetta di soli 3.000 abitanti, dove il secondo venerdì di agosto si celebra la sagra dell'ambriulata. Siamo ad agosto, ma l'ambriulata non è una portata estiva, bensì natalizia. In Sicilia però le calorie non hanno stagionalità. Questo è un prodotto da forno di origini contadine. Era l'unico posto che i manovali portavano nei campi e veniva preparato la mattina dalle massaie. Perché si chiama ambriolata? Il nome viene dal verbo imbrigliare. È una sfoglia molto sottile con dentro un ripieno, che non vi dico adesso per creare un poco di suspensa, ma vi posso assicurare che non c'è niente di dietetico in questa faccenda. E quindi sta pasta ripiena diventa un nastro da attorcigliare, quindi da imbrigliare. Imbrigliata, imbriolata. Cioè pure la lezione di linguistica gli devo fare. Oh. Quindi si crea questa girella salata che ha un discreto peso. I paesi in cui l'imbriolata è tipica sono, oltre Milena, Bonpensiere, sempre in provincia di Caltanissetta, e Aragona, in provincia di Agrigento. In ognuno di questi paesi le versioni differiscono di qualche dettaglio e anche all'interno paese, di famiglia in famiglia, ognuno ha le sue interpretazioni. Invitatemi! A Milena però non sono da solo, anche perché c'è qualcuno che sta reggendo la camera al posto mio. Con chi sono? Un mepà e memà, Angelino e Mary Jane, a cui ho sgroccato ovviamente la benzina e pagheranno loro le imbriolate che mangeremo. Mica sogno cuglioso. Mary Jane sfrutteremo le doti antidemocratiche e oggi ci farà da bodyguard. Angelino invece mi farà da stagista e siccome non ho il cavalletto, tu sarai il mio cavalletto, anzi il mio cavalletto, quindi anche il mio bimbo immagine. Sei contento? Va benissimo. Bene, visto che ce l'hai in mano ormai, te stavo mangiare tu, l'ho capito. No. Aprila tu questa imbriolata, tanto ce ne saranno tante. Che abbiamo preso da Carlo, la pizzeria da Carlo. La pasta è sottilissima, è croccante. Fammela assaggiare, va? Ah, è delicata. È delicatissima. Non te la scassare tutta perché poi non mangi il resto. Ma contento. Cucina bene dai video che ho visto. Vabbè, dai. No, li facciamo allargare assai, Ho interrogato il figlio sull'imbriolata. Io le mangio da quando sono nato. Ho detto vediamo se quello che dice è giusto. È giusto, è corretto. Mi sono preparato. Come si chiamano gli abitanti di Milena? Milocchesi, perché Milena in origine si chiamava Milocca. Preparato pure, Ho studiato. È divertente fare la fila? Sì, come no? Chi ti ha detto di bere la mia birra? Quella birra comunque l'hanno offerta a me. ma io la tengo, mica Tu la non la bevo. stai tenendo, la stai versando dentro il tuo corpo. Non è vero, è tanto. La stai versando dentro il tuo corpo. Se insiste la verso, eh? Facciamo un fermo immagine? Un verme immagine. Un fermo immagine. Questa è la 26esima edizione della sagra dell'Embriulata a Milena. Ci sono circa 5-6 stand di panifici che fanno l'Embriulata. Il ripieno è sostanzialmente sempre lo stesso, però può variare anche un po', può variare qualche ingrediente nell'impasto. Sempre in mezzo! Questo è lo stand del panificio Borgetto. Ce n'è sugno? Niente, la sugna fa male.
Vai Angelino, tira fuori il bottino. La sanguinano tutta tu, non andiamo a mangiare? No, no! Guarda Angelino com'è magro, guarda Angelino com'è magro. Dai, guarda. I morsetti di tua madre sono sempre gli stessi, piccoli ma approfonditi. Hai una faccia tosta, che tu veramente mangi l'anaconda. Finiscila. L'anaconda è un mio copyright. Cosa dice il tuo palato, giovane Angelino? Con l'appetito che ho in questo momento lo mangerei direttamente solo in bocca, anzi due bocche. Gustandolo devo dire che sono veramente notevoli, buoni. Dove ti porto, dove ti porto? Non ne stai così in terra, che poi mangiamo più. Non è che ti lascio Sì, ma non è che vado a scassare tutti quanti, oh, che la fa? Io la mia porzione a mangiare. La tua Papà se la sta mangiando. Cedimela. Angelino, svolgi la mansione per cui oggi ti ho chiamato, a reggere questa benedetta camera, mentre io adesso ma non mangio mi hai pagato. alla faccia tua. Ma non mi hai pagato. Intanto mi avete lasciato soltanto la parte senza... Inquadrala, inquadrala. Cioè, guarda. Che vergogna. Cioè, mi avete lasciato un cazzo. Prima non l'ho detto, quali sono gli ingredienti dell'ambriolata? La pasta si fa con farina di grano duro, acqua, lievito, è molto sottile. E poi c'è anche un grasso d'olio. Il ripieno c'è patate che di solito si usano al forno, ma c'è anche chi la fa con le patate fritte. E io sottoscrivo. Cipolla che mi pare che venga cotta prima in forno, poi c'è pecorino, olive nere e poi c'è ovviamente della carne. Un tritato di maiale molto grasso, di solito si utilizza anche la salsiccia, quindi già condita, ma la vera chicca è quando viene fatta con i frittuli, ovvero i cicoli di maiale, che sarebbero dei pezzi di maiale che vengono fritti nella sugna, quindi una botta di vita a breve termine e di morte ovviamente a lungo termine. So che Angelino e Mary Jane sono stati così buoni da lasciarmi soltanto questo pezzetto con poco ripieno, adesso assaggerò questa benedetta ambriolata. Nella chiusura sono le parti in cui la pasta è un po' più consistente perché si creano delle rughe come se fosse proprio una curva e quindi sono dei punti in cui c'è più pasta, ma la pelle di questa imbriolata è veramente sottilissima, sembra la crosta di una lasagna, molto buona, molto bene. Tiriamo fuori quella che abbiamo appena visto fare, quella dell'angolo del gusto. Se noti, quella che abbiamo mangiato poco fa era più lucida rispetto a questa è meno lucida sopra. Adesso si è autorizzata a mangiare. E non tutta, lasciatemene un pezzo. Almeno fatemi fare le riprese dell'interno. Lascia Angelino così poi te ne tocca di più. Questa è un po' più cantina. E c'è il pepe qua. Meno unta delle altre. Le altre sono più... Quella è buona, per carità. Forse è più dietetica. La posso dare ad Angelino? Certo, vada. Vieni Angelino. Guarda il testimone, Angelino, prendi. Dammi questo. Cosa dice Angelino l'ingordino? Questo è superiore all'altro. Ti piace di più questa? Ti puoi ne mangiare l'altra e dire che quella dopo è ancora più buona. Per poter dire sempre la stessa cosa.
Questa già a colpo d'occhio la pasta è un po' più spessa, ci sono molte più parti in cui la pasta si unisce. Vediamo com'è. La di prima spingeva un po' di più, forse con la salsiccia. È abbastanza buona. La pasta sì ha uno spessore superiore rispetto a quella che ho mangiato poco fa. Concordo con Maria Giovanna, è più dietetica, è più delicata. No, Mangia! No, la pasta la mangio tutta io. Devo fare le rettifiche perché ognuno la fa un po' a modo suo. Non c'è proprio la ricetta super standard. La cipolla, io ho detto che è al forno, ma sì, c'è chi la fa soffritta, chi la fa stufata. Insomma, ognuno fa come ci pare e piace. Le cose si complicano perché la sagra è cominciata tipo neanche un'ora fa. Quasi tutti gli stand hanno finito le embriulate, quindi adesso comincia a essere un po' difficile. Volevo provarle tutte, ma evidentemente non ci riuscirò. Vediamo se adesso qua Angelino riesce a recuperarne un'altra, almeno ne faccio 4 e siamo a posto. La nostra imbrigliata è fatta con, allora l'impasto è di grano duro, prevalentemente è un impasto di tipo antico, dentro abbiamo messo le patate, le olive, il tritato di maiale, la cipolla e un filo di pecorino stagionato, come la tradizione vuole. Non usiamo i cicoli anche se quella originale veniva fatta con i cicoli. Ah, è vero che c'era nell'impasto prima lo strutto, nell'impasto della pasta? Anticamente sì, cioè comunque sì, cioè noi al posto dello strutto utilizziamo comunque un grasso ed è l'olio praticamente. Risulta un prodotto leggermente più raffinato. Tecnicamente il lievito potrebbe anche essere facoltativo perché l'impasto è un impasto duro, il lievito va messo perché altrimenti è difficile da stendere la pasta, però essendo che l'impasto è un impasto di tipologia dura ne basta veramente poco, basta solo far riposare un po' di più la pasta, altrimenti quando tu la stendi si strappa. Cosa ci fai accanto alla spazzatura? Ah, stai andando accanto a un'altra spazzatura? Dove vai? Dove vai? Cosa che stanno cominciando a fare? La manifestazione della pesatura. Ora ci vado. Sono finito ovunque. Dov'è che le hai prese queste? Dove le avete prese voi? Come dove? Qua? E dove? Sono finite Ah, ovunque. sono finite ovunque? Una ciascuno. Così non devo dividere niente con voi. Che bello. Dammene una. Questa... Io ne mangio due. State mangiando senza il mio ok? Io che sono il regista. Tu sei il... Voi mi state rovinando il sei video. il... Guarda, dietro di te c'è esattamente il posto in cui stai per andare se non la finisci di masticare. Tu sei il... Io sono il regista. Chi se ne frega del drone? Questa com'è? Ciao! Ringrazio il cielo che l'ho trovato. È buona, è un po' sapica. Per il tuo palatino gentile, gioia. Hai paura dei gusti forti. Angelino che è più intrepido cosa mi dice invece? E mi sto ricreando. Ti stai ricreando? Tu sempre grande gastronomo. Tu e la tua complessità di giudizio, guarda, mi stupite. Mi sto ricreando. Mi sto Ma ricreando. di qualche cosa, argomenta. Ho già detto tutto. Hai già detto tu. Imbriolando. Come? Mi sto imbriolando. Mi sto imbriolando. Fare video con questi due fa venire il mal di testa. Sento un po' di più il pecorino qua, che non è un male. Anche la pasta resta sempre sottile, però un po' più cicciottina. Però è buona. Sì, conoscendo il palato di mia madre posso dire che per lei è molto sapida, per me è giusta. Tanto che la conta, ma lei fa lo youtuber. Part time. No! La patata! Scusa, mi è caduta la roba, devo terminare. Allora, ore 10:20, non è rimasto niente, si sono scassati tutto. Questo è lo spirito delle sagre. Sfasciarsi di cibo. Sfasciarsi di cibo. Devo andare a riprendere quella roba. Se vuole mi può spiegare questa faccenda qui della pesata. Questo è quello che faranno stasera.
Cos'è la pesata? Si pesava il frumento o le fave, si faceva l'aria e si faceva su un pezzo di terra, si passava la scopa bene bene finché puliva bene tutta la terra, poi quando era bella pulita si buttava l'acqua e poi si pestava con i piedi tipo che diventava cemento, dopodiché si mettevano le fascine di frumento o di fave, dipende il periodo, poi si prendeva la mula di solito anticamente e il padrone, il contadino della mula girava attorno a queste fascine o di frumento o di fave e diceva pure delle filastrocche, c'è tutta un iter di filastrocche. Mentre girava questa mula sgranava o il frumento con i piedi o le fave, li faceva uscire tutti dal guscio, restavano tutte là pestate e si aspettava il pomeriggio finché si levava il vento. Quando si levava il vento prendevano la tradenta, il tridente, e si alzava questa paglia con il frumento o le fave in alto, quindi il vento faceva volare la paglia e le fave oppure il frumento cadevano più pesanti tutti da una parte. Dopodiché restava qualche pagliuzza, lo facevano col crivello, quando era tutto pulito lo misuravano col tumulo, tutto quello che si era fatto, quel poco che restava con il quarto che era uno più piccolino. Dopo tutta questa cosa dicevano abbiamo fatto 10 tumina di frumento, 10 tumina di fave. Ancora fame, gioia? Metà in metà. Guarda che cosa ci hanno donato. Ah, ti mangia la pasta di mandorle. Cosa dice il sommelier? Mandorle. Buono. Io voglio assaggiare questa. Ma tu niente? Sono sazia, voi siete che mangiate. Sei sazia? Voi mangiate, io Certo, no. dopo che ti ha mangiato. No, non deve esagerare. Dopo che ti ha mangiato. Sì, vabbè, no. C'è della pasta frolla. Forse c'è anche della. Non lo so cosa c'è. Lo dico io che c'è. No! Ora ti attacchi. C'è la confettura, forse sono fichi. Però c'è pistacchio, buono. Molto buono. C'è la pasta di mandorle sopra. Ne mangi un'altra. Si chiama frangipane. Come si chiama? Frangipane. Frangipane. Guarda questa che bella brustolita. No, sono buona. Bella Basta ora. La mangio tu. Basta, lo diciamo noi. Basta. Ah, perché certo, perché hai paura che finiscano e domani non le puoi mangiare. Bravo. Dammi il fruscio. Sei mimetizzata con lo sfondo comunque, eh? Si sta bene, sì. Figa fruscio. Metti dentro. Guardali come se la fuggono, guardali come se la fuggono. Con il bottino, panze piene. Complimenti, complimenti, complimenti. La sagra cominciava alle 10, ma io avevo letto che cominciava alle 8, quindi noi siamo arrivati un po' prima. È 7:30. Alle 7:30. Ragioniere qui, Filini deve dire sempre la sua. 19:30. Ti sto per licenziare. Non mi hai pagato. C'è una cosa però molto importante che voglio dire, sicuramente Angelina e Mary Jane saranno dello stesso avviso. Siamo arrivati in anticipo e quindi eravamo anche un po' spesati perché non sapevamo dove dirigerci qua e là. Diverse persone si sono avvicinate perché ovviamente essendo questo un paese di 3.000 abitanti le facce diciamo forestiere si riconoscono. Ci hanno dato delle informazioni tutti con estrema gentilezza. Quando all'inizio sono andato a prendere un'ambriulata che mi serviva per fare delle robe alla pizzeria da Carlo, sembrava che fossero finite. La signora molto gentilmente ne ha provata una proprio perché aveva capito che fossi una persona di fuori. Gli abitanti di Milena sono molto gentili, molto cordiali e molto ospitali, molto ospitali. Quindi devo dire che in queste 4 ore ci siamo trovati molto bene. Non è una marchetta, persone veramente molto accoglienti. Adesso andiamo a digerire. È tardi Dovremmo. per voi? No, tardi no, ma quasi. Siamo vicchieri. Accendi la macchina e ce ne andiamo. Arrivederci.